Sono Gianna Luciano. Sono da Bergen, però sono il tifoso dell'Ella, sono qua in incognita. Abito a Spinning Batch de Höre. No Spinning Batch de Sota, de Höre. La Traspolesana la riconosci perché ogni tanto trovi una scarpa sola sul ciglio. C'è pieno di furgoni bianchi che vanno a lavorare alla mattina presto. E se non so se lo vedi, ma qua c'ho il callo, sì? Perché io pianto i chiodi con la testa. Ma no, sei cliché, salutiamo tutti gli amici. Salutiamo tutti gli amici di Bergamo invece che ne abbiamo parecchi e ce li teniamo buoni. Una domanda anche per lei. Se facciamo un tocco di periana abusiva murando la porta dei Monti Po, secondo lei? Basta che lo dici, io in 3 minuti di recupero te la tiro su la periana. Il 60° minuto, ne mancano 30. Allora aspetta, se tanto mi dà tanto, dovrebbe finire 9-0, contando la media di quanto li prendi. Purtroppo sì. No, c'è stato un bel tuffo del Quadrado che si è guadagnato un fallo. L'ho visto fare alle Olimpiadi dalla Cagnotto. Ma è una squadra di ragazzini che hanno 20 anni. Una batosta così ce ne vuole a fargliela passare, sì. Perché prendono 5 gol. E in più c'è un'altra cosa da non sottovalutare, che il Belfis è chiuso. Il bello è che subito parte e dici No, dai che magari no. Che ti passa un po', hai capito? Vai a divertirti. Mi ricordo il Gilardino, prima che ci avesse la fronte alta, Da mister, avreste mandato i giocatori sotto la curva? è venuto sotto la curva anche Sossio Aruta del Pescara. Da lì il famoso coro Aruta è diventato l'idolo. Ma a parte quello, io non sarei così pessimista, ragazzi. Se la partita durava un'altra settimana, forse un gol lo facevi,